Carissimi bersaglieri tutti, simpatizzanti, carissimi colleghi sindaci, consiglieri, autorità e rappresentanti delle istituzioni, associazioni d'Arma, a nome dell'amministrazione comunale che rappresento e di tutti i cittadini della comunità di Torreglia e Luvigliano, porgo un cordiale e caloroso saluto di benvenuto. È una giornata particolare per tutti noi, storica, un'occasione unica per ricordare il ventennale del monumento al bersagliere eretto in questa nostra piazza. Potremmo dire che i bersaglieri oggi conquistano il nostro paese e che Torreglia onorata li accoglie con entusiasmo. Non si può che rimanere affascinati di fronte al suono della fanfara e alla corsa dei bersaglieri. L'incontro tra la cittadinanza e i fanti piumati è pura testimonianza di affetto reciproco. Quella dei bersaglieri è una delle divise più amate dal popolo e lo dimostra ancor di più la grande partecipazione a questa giornata. Oggi celebriamo la figura dei bersaglieri per la loro lunga e gloriosa storia e le imprese di ieri e di oggi. Un particolare ricordo è doveroso farlo al nostro compaesano bersagliere Antonio Prendì, soldato di leva, classe 1920, deceduto il 12 giugno del 1942 e al quale è intitolata questa piazza e la nostra locale sezione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Alla memoria del bersagliere Antonio Prendì, richiamato alle armi nella campagna d'Africa iniziata nel 1940, è stata conferita medaglia d'argento al valore militare con la seguente motivazione riportata nei documenti ufficiali. Nel corso di un violento attacco nemico di iniziativa partecipava all'assalto con fucile a mano contro carri armati che erano riusciti a penetrare in profondità il caposaldo. Nell'iniqua lotta si portava a ridosso di un carro armato e nel tentativo di immobilizzarlo cadeva colpito a bruciapelo da una scarica di cannoncino. Al bersagliere Antonio Prendì, medaglia d'argento al valore militare, e ai suoi familiari, in particolare al fratello, in questa occasione di festa va la nostra vicinanza con sentimento di orgoglio e preghiera. L'impegno dei bersaglieri, specialità d'arma del nostro esercito, si svolge anche oggi, sia sul territorio nazionale che all'estero, per garantire processi di stabilità e pace. Nel 20° anniversario del nostro monumento al bersagliere è significativo anche ritrovarsi assieme in questa piazza, dove quotidianamente si incontrano le persone, famiglie e bambini che giocano. Siamo convinti che questo monumento, assieme agli altri monumenti ai caduti del nostro Paese, rappresentino luoghi della memoria per riflettere, per aiutarci a guardare con fiducia al futuro. Lo spirito che anima il bersagliere deve appartenere e radicarsi in tutti noi e deve essere trasmesso alle nuove generazioni. Sacrificio, impegno, solidarietà si alimentano guardando al buon esempio di chi ci ha preceduto e così anche noi a nostra volta insegneremo ai nostri figli di diventare sempre più portatori di sani valori. Questo è il vero risultato che vogliamo ottenere oggi con questo nostro appuntamento così bello ed emozionante. Non fermiamoci di fronte agli ostacoli della vita, ma prendiamo spunto dalla corsa bersaglieresca per essere intrepidi e coraggiosi, appassionati alla vita, percorrendo assieme la strada maestra del bene comune. Desidero infine complimentarmi con la sezione bersaglieri di Torreglia, in primis con il presidente Francesco Carpanese, per aver pensato e organizzato al meglio con tanta dedizione questi 2 giorni di festa che rimarranno sicuramente impressi nel nostro ricordo. Grazie a tutti, viva Torreglia, viva i bersaglieri! Molto bene, molto